Siamo all'incrocio fra Corso Magenta, via Ratti e via Buozzi, uno dei punti più colpiti dall'allagamento che lo scorso 19 settembre ha colpito la città di Legnano. Allora, allo studio ci sono diverse soluzioni. In questo momento il comune e Capolding stanno valutando ad esempio di creare degli sfioratori per permettere all'acqua che qui si accumula, perché è uno dei punti più bassi della città, direttamente all'Olona. Ma bisogna anche risolvere il problema dell'impermeabilizzazione del territorio, perché il problema è che qui arriva troppa acqua. Legnano, per quanto riguarda l'indice di consumo del territorio, è molto superiore alla media della città metropolitana, con una percentuale del 56% di territorio cementificato, contro una media del 31%. Per avere un termine di paragone, Busto Arsizio, una città che è ancora maggiore come numero di abitanti, arriva soltanto al 49%. Ecco, la grande sfida quindi sarà questa: liberare terra in modo che l'acqua possa arrivare direttamente alla falda e non nelle cantine dei palazzi.